Buongiorno da Giulio Cainarca a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera e ben trovati al nostro appuntamento quotidiano con Onda Libera sui temi del giorno. Vediamo di sintetizzarli il più possibile e partiamo come al solito da uno sguardo alla prima pagina dell'agenzia ANSA aggiornata stamani. Tra gli argomenti di primo piano l'attesa in mattinata per la decisione sulla vicenda Berlusconi, condannato definitivamente per il caso Mediaset a 4 anni di carcere, 3 coperti da indulto, è attesa per la tarda mattinata la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano sulla richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali chiesta da Silvio Berlusconi. Giovedì sarà tenuta l'udienza per discutere l'istanza. Il procuratore generale Lamanna aveva dato parere favorevole affinché Berlusconi, come proposto dall'ufficio dell'esecuzione penale esterna, facesse attività di volontariato in una struttura per anziani, mentre aveva bocciato l'attività indicata da Berlusconi come motivatore in un centro per disabili del circuito di associazioni no profit a lui vicine. I giudici avevano 5 giorni di tempo non tassativi per depositare il loro provvedimento, atteso per la tarda mattinata di stamani. A Berlusconi rivolge una lettera aperta oggi piuttosto interessante, poi magari la leggeremo, su Italia Oggi Riccardo Ruggeri. Lui se l'è presa coi comunisti, ma i veri farabutti sono i suoi colleghi industriali e banchieri che si fingevano di sinistra per fare più soldi, scrive Italia Oggi riassumendo il pezzo di Riccardo Ruggeri, che poi appunto forse vale la pena di leggere, anzi magari ce la facciamo a leggerlo. Intanto, sempre dalla prima pagina dell'ANSA, perquisizioni della Guardia di Finanza nella sede del sindacato vicino all'ex MSI, Alleanza Nazionale UGL, fiamme gialle negli uffici del segretario generale Giovanni Centrella e della coordinatrice della segreteria generale Laura De Rosa. La Guardia di Finanza sta eseguendo a Roma perquisizioni nella sede nazionale del sindacato UGL. Le perquisizioni sono state disposte dalla Procura di Roma nell'ambito di un'inchiesta per appropriazione indebita. Militari del nucleo speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza stanno anche perquisendo le abitazioni private del segretario generale del sindacato Centrella e della coordinatrice della segreteria generale Laura De Rosa. E sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani, un arresto di un prefetto, il prefetto di Benevento, per corruzione. L'attuale prefetto di Benevento, Ennio Blasco, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza in un'inchiesta su presunti episodi di corruzione per certificazioni antimafia di imprese di vigilanza privata quando era prefetto di Avellino fra 2009 e 2011. Il prefetto Blasco è stato posto agli arresti domiciliari congiuntamente a 3 imprenditori. Per favorire le imprese di vigilanza privata dei fratelli Buglione, il prefetto Ennio Blasco avrebbe accettato gioielli, viaggi, un'auto con autista per i suoi spostamenti e finanche il pagamento di spese di lavanderia. È quanto emerge dalle indagini della Guardia di Finanza di Napoli in esecuzione di un'ordinanza della Procura di Avellino. Il prefetto Ennio Blasco, i militari del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Napoli, al comando del colonnello Nicola Altiero, hanno notificato al prefetto Blasco un'ordinanza appunto di custodia cautelare emessa dal GIP di Avellino. Come abbiamo detto, l'ipotesi di reato formulata nei riguardi del prefetto e degli imprenditori Carmine, Carlo e Antonio Buglione di Nola, Napoli, è quella di corruzione. Il prefetto accettava gioielli, viaggi, auto con autista e perfino le spese di lavanderia pagate dagli imprenditori, concedeva in cambio facilitazioni all'apertura di istituti di vigilanza privata dei fratelli Buglione nelle città dove esercitava le funzioni prefettizie. Le ipotesi di reato si riferiscono in particolare a fatti avvenuti ad Avellino tra il 2009 e il 2011, quando Blasco era prefetto appunto ad Avellino. Tra le persone poste agli arresti domiciliari insieme al prefetto, i 3 imprenditori Carmine, Carlo e Antonio Buglione. Quest'ultimo, Antonio, fu rapito nel 2010 da una banda di sardi e poi liberato. Le indagini della Guardia di Finanza partirono proprio per verificare il pagamento o meno di un riscatto e durante le indagini per verificare il pagamento del riscatto per la liberazione di Antonio Buglione, la Guardia di Finanza scoprì che le imprese di vigilanza privata dei fratelli Buglione avevano aperto filiali in alcune città nelle quali casualmente, anzi per niente casualmente, il prefetto Ennio Blasco aveva esercitato le sue funzioni prefettizie. Blasco è stato anche viceprefetto a Napoli
prefetto a Isernia e Benevento, oltre che Avellino. Secondo l'accusa avrebbe appunto favorito i fratelli in questione e l'istituto di vigilanza privata. Intanto si sono conclusi nella notte col salvataggio di 257 migranti, scrive l'agenzia ANSA, 2 interventi di soccorso di mezzi aeronavali impegnati nel dispositivo Mare Nostrum. Sul primo natante c'erano 101 persone, compresi 13 minorenni e 4 donne, che sbarcheranno oggi a Porto Empedocle. La nave Stromboli ha soccorso altre 156 persone, fra cui 5 minorenni e 27 donne, che sono stati trasbordati su motovedette della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto e portati a Pozzallo. Prosegue dunque la missione Mare Nostrum. E infine l'Istat fa 4 conti, ma proprio 4, sulla promessa di detrazioni fiscali, il famoso bonus promesso dal governo Renzi. Il guadagno medio annuo dello sconto IRPEF previsto dal governo sarà di 714 euro per le famiglie più povere, 300 in meno di quanto promesso intanto dal Presidente del Consiglio, che parlava di 1.000 euro. Lo sconto scende via via fino a 451 euro per le altre fasce, quindi meno della metà di quanto promesso dal Presidente del Consiglio. Ma su questo ieri c'era un articolo del Sole 24 Ore che metteva in luce in maniera molto molto chiara, l'articolo sul bonus IRPEF in salita per i redditi bassi, quante difficoltà ci siano e quanti limiti e contraddizioni in questo taglio delle tasse promesso dal governo per i lavoratori dipendenti, o perlomeno per una categoria di lavoratori dipendenti che a quanto pare è più ristretta di quella, parecchio più ristretta di quella che ha detto il Presidente del Consiglio all'inizio. A proposito del Presidente del Consiglio, è la giornata delle nomine nelle aziende controllate e partecipate dallo Stato. Su questo potete leggere tonnellate di articoli e commenti. La propaganda, la versione propagandistica ufficiale, mette in luce 2 cose: la nomina di donne e un presunto ricambio. A fare un pochino le pulci però ci pensano tanto Franco Bechis su Libero quanto Giorgio Meletti sul Fatto Quotidiano, e sono letture comunque interessanti, perché chi vuole uscire dalla propaganda non ha molto a disposizione, a dire il vero. Peraltro ci sono dubbi che affiorano anche nell'editoriale del principale quotidiano italiano per diffusione, cioè il Corriere della Sera. L'articolo di prima pagina del Corriere della Sera, a firma di Sergio Rizzo, si pone interrogativi, e questo è il titolo, su una svolta, novità positive e molti dubbi nelle nomine fatte da Renzi nelle società controllate dallo Stato o partecipate dallo Stato. Intanto c'è la fuoriuscita dei vecchi amministratori delegati, è una novità, e poi la presenza di donne, anche se alla fin fine il peso specifico delle donne è molto basso, nota lo stesso editorialista del Corriere della Sera. E poi c'è da notare che le donne sono state piazzate alle funzioni di presidenza delle società tipo appunto Poste, Enel e via dicendo, che contano praticamente zero dal punto di vista operativo. Contano per l'esborso di denaro pubblico, perché le funzioni presidenziali, per quanto Renzi le voglia diminuire a 238.000 euro all'anno, parificandole all'emolumento del Presidente della Repubblica, si vedrà, in ogni caso sono comunque soldi che vengono dati a una carica, quella di Presidente di Finmeccanica, piuttosto che di Poste, piuttosto che di Terna e via dicendo, che è una funzione che incide molto poco, quasi per niente, è una funzione quasi puramente decorativa, anche se ci si porta a casa qualche centinaia di migliaia di euro di stipendio all'anno. 238.000 è il tetto che vuole mettere Renzi per i presidenti di Finmeccanica, Poste, Terna e via dicendo, cioè le società pubbliche per le quali sono state fatte le nomine ieri. 238.000 è il limite del Presidente della Repubblica, dello stipendio, diciamo così, del Presidente della Repubblica. In ogni caso sono soldi dati a funzioni che contano meno di zero, e nelle funzioni che contano meno di zero sono state messe appunto le donne. Più in generale, scrive Sergio Rizzo, qui dopo questa tornata di nomine, è una specie di sconfessione più o meno esplicita delle nomine effettuate da Renzi. Dopo questa tornata di nomine si capisce una cosa, scrive Rizzo, che in Italia abbiamo una povertà incredibile di classe manageriale, che non è certo un bel complimento verso i nominati e verso chi li ha nominati. Le scuole manageriali come quella dell'IRI sono chiuse già da un pezzo, forse sarà per quello, dice Rizzo, che non abbiamo più manager validi, perché le scuole manageriali di un tempo, come quella dell'IRI, l'Istituto per la Ricostruzione Industriale, sono chiuse da un pezzo. Ora va detto che qualche anno fa andava di moda a dire che l'IRI era il covo di ogni male. Probabilmente tanti mali sicuramente sono nati in seno all'IRI,
principale colosso pubblico che tutto raggruppava praticamente, dai panettoni alle portaerei. Comunque, qualche anno fa quella roba lì andava venduta, liquidata, era l'ondata delle privatizzazioni che poi si sono verificate negli anni 90 con nessun frutto per il contribuente e per il cittadino che paga le bollette, detto per inciso, con pochissimo frutto, anzi nessuno, per il cittadino contribuente, con tanto frutto per i tanti mangioni banco-finanziari che ci hanno ruotato intorno alle privatizzazioni anni 90. Comunque all'epoca andava di moda dire che l'IRI faceva schifo, andava venduta, regalata agli amici degli amici, con tutto ciò che conteneva naturalmente, dalle banche ai panettoni fino appunto agli aerei. Adesso invece si recupera il valore dell'IRI come scuola manageriale. Insomma, abbiamo svenduto, ci abbiamo guadagnato niente, il debito pubblico è salito e per di più abbiamo perso una scuola di manager. Però si dice adesso, all'epoca invece andava tutto venduto, liquidato, privatizzato. Nelle scuole della pubblica amministrazione la direzione aziendale non è neanche materia di insegnamento, scrive ancora Rizzo, quindi abbiamo una classe manageriale che fa schifo sostanzialmente. Si finisce per avvicendare i vecchi amministratori con maturi dirigenti interni cresciuti alla loro scuola, come è accaduto all'ENI con la promozione del delfino di Paolo Scaroni, Claudio Descalzi, ad amministratore delegato. O si finisce per spostare amministratori da una casella all'altra. Questo è il passaggio, per esempio, di Mauro Moretti dalle Ferrovie dello Stato a Finmeccanica. Mauro Moretti deve essere molto ben protetto perché si è preso il gusto di sbeffeggiare Renzi, dicendo che in sostanza se soltanto si fossero azzardati Renzi e i suoi a toccargli lo stipendio da 870.000 euro, fuoco e fiamme, se ne sarebbe andato all'estero, avrebbe privato l'Italia della sua alta competenza e del suo ingegno. Per tutta ricompensa è stato messo in un posto centralissimo, importantissimo, Finmeccanica. Complimenti a Mauro Moretti e ai suoi protettori, molto forti. In sostituzione Moretti di un Alessandro Pansa, amministratore di Finmeccanica, che se ne va dopo un anno senza particolari demeriti. Per Moretti, che guida le Ferrovie dello Stato dal 2006, scrive Sergio Rizzo sul Corriere della Sera, è la quinta nomina consecutiva da amministratore delegato, molto sostenuta all'interno del PD da Massimo D'Alema, scrive Rizzo. Mentre, come abbiamo detto, il Presidente del Consiglio ci ha fatto capire che i presidenti, cioè le donne che hanno messo lì nel ruolo che conta poco e nulla, la presidenza delle società pubbliche, Eni, Enel, Finmeccanica, via dicendo, poi a scendere ci sarà Cassa Depositi e Prestiti, Consap, Consip, Enav, Ferrovie dello Stato, Poste, via dicendo. Comunque i presidenti avranno al massimo 238.000 euro, che a questo punto uno si domanda, ma perché dare 238.000 euro a un presidente di società pubblica che non conta nulla per quanto sia donna o uomo che sia, per la verità. Nel 2013, ricorda peraltro il Corriere della Sera, il presidente uscente dell'ENI, Giuseppe Recchi, al suo posto è arrivata Emma Marcegaglia, ha guadagnato 1.220.000 euro, 756.000 euro fissi e 452.000 euro come parte variabile. Il presidente dell'Enel, Paolo Andrea Colombo, al suo posto è arrivata Patrizia Grieco, ha incassato nel 2013 poco più di 1.200.000 euro. Il presidente uscente delle Poste Italiane, Gianfranco Ialongo, proveniente dalla CISL, che ha nelle poste un suo bel feudo corposo, il presidente uscente delle Poste, dunque il cislino Ialongo, ha un assegno di oltre 900.000 euro. L'unico ad essere in linea con la nuova direttiva del governo è il numero 1 di Finmeccanica, Gianni De Gennaro, il cui emolumento rientra nel tetto dei 300.000 euro per i compensi dei manager pubblici previsto dal decreto Salva Italia. Il Presidente del Consiglio dice che il tetto fissato per le indennità dei presidenti delle società è di 238.000 euro annui lordi, è una novità, speriamo che si imponga come best practice, cioè come pratica migliore per tutta la pubblica amministrazione. Speriamo, poi vediamo se i presidenti delle società, i presidenti nominati ieri nelle società pubbliche guadagneranno davvero 238.000 euro. Sta di fatto che per il 2013, cioè per l'anno scorso, il presidente dell'ENI ha guadagnato 1.220.000 euro, il presidente dell'Enel 1.200.000 euro e il presidente delle Poste oltre 900.000 euro. Staremo a vedere, come si suol dire. Intanto all'ENI come presidente, cioè nel ruolo inutile che sembra essere stato confezionato per dire che abbiamo nominato le donne, però le abbiamo messe lì in un ruolo inutile, all'ENI arriva come presidente Emma Marcegaglia,
amministratore delegato Claudio Descalzi, classe 1955, all'ENI dal 1981, fisico come formazione, ha studiato fisica, sposato, 4 figli, è un manager che conosce in tutti i dettagli il mondo del petrolio e del gas, oltre che delfino di Scaroni. Scaroni nel 2008 lo ha messo alla guida del cuore petrolifero del gruppo Eni. Emma Marcegaglia, nuovo presidente dell'Eni, 48 anni, ex presidente di Confindustria, imprenditrice nell'acciaio col gruppo creato dal padre Steno Marcegaglia, scomparso lo scorso settembre. Ricorda qualcosa della famiglia Marcegaglia puntualmente, e meno male, Giorgio Meletti sul Fatto Quotidiano. Ne abbiamo parlato tanto tempo fa anche in Onda Libera, i fondi neri della famiglia Marcegaglia, detto per contorno naturalmente, perché poi tutto è contorno. La sostanza è invece quella più propagandisticamente vendibile, come rinnovamento, donne e via dicendo. Poste Italiane, anche qui arriva una donna che ha fatto una bella navigazione politica, di quelle solide e ben protette pure lei, perché ce l'ha fatta a diventare presidente di Poste Italiane dopo essere stata nominata al consiglio di amministrazione della RAI. Luisa Todini è stata eurodeputata di Forza Italia, evidentemente ha saputo navigare molto bene. Nata nel 66 a Perugia, viene dal consiglio di amministrazione della RAI, ultima nomina, imprenditrice. Peraltro la famiglia controlla l'omonimo gruppo Todini, attivo anche negli appalti pubblici e le costruzioni, sempre in contiguità con il pubblico potere, ex eurodeputata appunto di Forza Italia, nominata da Renzi. Francesco Caio è il nuovo amministratore delegato delle Poste Italiane, ha appena lasciato a marzo l'incarico di commissario per l'agenda digitale, uno degli oggetti più misteriosi della galassia pubblica italiana. Il manager Caio è nato a Napoli nel 1957, laurea in ingegneria elettronica al Politecnico di Milano, MBA in Francia, a Fontainebleau, rientra a Roma per guidare le Poste Italiane, dunque da oggi il programma è quello di quotare Poste Italiane. Fu un manager della Omnitel di Carlo De Benedetti, Francesco Caio, nuovo amministratore delle Poste Italiane. Nel 1996 passò alla Olivetti, poi alla Merloni, poi è stato consigliere indipendente di Motorola e di Invensys, Chief Executive Officer di Cable and Wireless, vicepresidente, vice chairman di Lehman Europe, la banca Lehman Brothers, e poi la banca d'affari Nomura. Insomma un bel pedigree. È stato anche amministratore delegato di Avio. Per quanto riguarda invece l'Enel, all'Enel è stato nominato come amministratore delegato Francesco Starace, in Enel da 15 anni, amministratore delegato dunque in pectore per la verità, e presidente, un'altra nomina al femminile, sempre in un ruolo sostanzialmente inutile, quello di presidenza appunto, arriva Patrizia Grieco, che è arrivata fino alla guida della Olivetti sotto l'epoca della Telecom, approda poi all'Enel con un curriculum che vede muovere i suoi primi passi in Italtel e Siemens, mentre per quanto riguarda il nuovo amministratore delegato Starace è transitato da General Electric ad Alstom, dagli Stati Uniti all'Arabia Saudita e poi è tornato in Italia. È l'ingegnere nucleare che si occupava di energie rinnovabili con Enel Green Power, in Enel da 15 anni. E poi abbiamo l'altra nomina fantastica, quella di Mauro Moretti, ex compagno sindacalista della CGIL, passato dall'altra parte, dalla parte dei padroni, tra virgolette, degli amministratori delegati. Mauro Moretti, comunista ma bravo, è una delle definizioni che lo riguardano, è più in voga agli esordi della sua attività di manager, ingegnere riminese, uomo di Luciano Lama ai tempi, il segretario della CGIL sul finire degli anni '80 lo convinse a fare il sindacalista e a trasferirsi a Roma, lasciando Bologna. A nominare amministratore delegato delle ferrovie Moretti fu dapprima Tommaso Padoa-Schioppa, ministro dell'economia nel 2006, poi è stato confermato da centrodestra e centrosinistra, da Berlusconi in avanti. Dal 2009 è anche sindaco di Monpeo, Rieti, che è il paese del suo Buen Retiro, è anche sindaco, l'amministratore delegato di Finmeccanica, dove rimane come presidente l'ex capo della polizia e dei servizi segreti Gianni De Gennaro. Sugli stipendi da ridurre a 238.000 euro vedremo, intanto queste sono più o meno le nomine. E i quotidiani straparlano, è il caso di dirlo, di presidenze alle donne, una svolta però che secondo il Corriere è a metà, nessuna riesce a ottenere l'incarico di amministratore delegato. Questo è un altro punto chiaro della vicenda. Uno degli editori del Corriere della Sera, Guido Roberto Vitale, parla di ricambio inutilmente brutale perché non si manda via chi lavora bene. Ma poi vediamo dopo la pubblicità
Qualche nota a margine di queste nomine, uscendo un po' dal coro propagandistico, sono 2 gli articoli segnalabili. Vi dicevo, quello di Franco Bechis sul Libero e quello di Giorgio Meletti sul Fatto Quotidiano, a proposito delle nomine renziane. La carica dei renzini, che occupano anche i colossi dello Stato, da Alberto Bianchi in Enel, amico del Premier e avvocato dell'altro amico del Premier Carrai, fino a Diva Morani all'Eni, Fabrizio Landi a Finmeccanica e Antonio Campo Dall'Orto alle Poste. Sono tutti i renzini di cui tratteggia il profilo Franco Bechis su Libero, mentre si occupa in particolar modo di Emma Marcegaglia e di Mauro Moretti, Giorgio Meletti sul Fatto Quotidiano. Tra poco. L'immagine della tua azienda è fondamentale. Il partner giusto è Damiano Brambilla, professionista del settore arti grafiche. Offre un servizio personalizzato, dall'ideazione della grafica all'esecuzione della stampa, con tecnologie innovative che assicurano la massima qualità del prodotto. Depliant, cataloghi, roll-up, striscioni, manifesti. Con Damiano Brambilla la tua azienda troverà il giusto mezzo per farsi notare e scegliere. Chiama subito il 338 30 55 350 o scrivi a dambram@tin.it. E adesso chi lo dico? Mi sento così sola. Telefona a noi. Parlarne con qualcuno è un buon inizio per cercare una via di uscita. 039 66 12 807. Un amico al telefono. Siamo qui per ascoltarti. Potrebbe capitare anche a te. Ricorda questo numero: 039 66 12 807. Non rimanere solo. Chiamaci dalle 18 alle 22, da lunedì al sabato. 039 66 12 807. L'olio più buono non si scorda mai. E neanche una fantastica promozione. Quella dell'olio Acerbis. Oggi l'olio Acerbis ti fa un'offerta unica e ripetibile. Al costo di 75 euro anziché 113 euro, riceverai direttamente a casa, compreso il trasporto, 6 bottiglie del miglior olio extravergine, una padella della Ballarini in pietra ollare e una tovaglia di fine cotone bergamasco. Cosa aspetti allora? Approfitta subito di questa imperdibile offerta. Chiama ora lo 030 68 40 408. Caldo, freddo, e in casa non c'è mai il giusto clima. Oh cazzo, è arrivato il tasso. Sì, da Climatizzazione Milano è arrivato il tasso zero. Puoi acquistare il tuo climatizzatore con pagamenti rateali a tasso zero, senza acconto e senza spese. Potrai contare su lavori eseguiti da personale specializzato e assistenza post vendita. Su tutti i prodotti, detrazione fiscale del 50%. Climatizzazione Milano, il climatizzatore padano. 02 39 46 93 18. Onoranze Funebri D'Antoni. Competenza, discrezione, professionalità. I prezzi più bassi del nord Italia. Servizio completo a 1.386 euro, escluse spese comunali. Varie sedi a Milano e Interland. Assistenza anche per il disbrigo delle pratiche amministrative. Per info 800 910 217 o www.onoranzefunebridantoni.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Allora, torniamo alla carica dei renzini, titolo dell'articolo di Franco Bechis, che mette un pochino i puntini sulle i sulle nomine fatte ieri dal governo e da Renzi. Nel consiglio di amministrazione dell'Enel, per esempio, ha trovato un posto, Renzi, ad Alberto Bianchi, che è suo amico e avvocato fiorentino. Per anni Bianchi ha fatto il presidente e il tesoriere della fondazione Big Bang, con la quale Renzi ha raccolto fondi e amicizie per dare la sua scalata al potere. L'avvocato Bianchi, neonominato in Enel, è anche il legale di fiducia di un altro renzino, Marco Carrai, l'imprenditore che ha pagato per lungo tempo l'affitto di una casa a Firenze dell'allora sindaco, il caso sollevato da Libero nelle scorse settimane. Quello dell'avvocato Bianchi è però solo il primo nome della catena di boiardi renzini. Nel consiglio di amministrazione dell'Eni è arrivata Diva Moriani. Diva Moriani è amministratrice del gruppo Intec di Vincenzo Manes, altro amico fraterno, oltre che antico finanziatore, dell'attuale premier Renzi. E non è finita qui. Nel consiglio di amministrazione di Finmeccanica figura anche Fabrizio Landi. Chi è? È un manager che per lunghi anni è stato amministratore delegato del gruppo Esaote. Poco più di un anno fa ha deciso di darsi alla politica e di affiancare proprio Renzi nella sua prima corsa alle primarie.
Landi disse di Renzi: mi ha insegnato che si può sempre rimettersi in gioco, e in effetti Renzi ora l'ha rimesso nel gioco nominandolo in Finmeccanica, quarta grande società di Stato rinnovata ieri, e quarto renzino entrato in consiglio di amministrazione, Antonio Campo dell'Orto, manager televisivo che approdò alla Leopolda di Renzi fin dai primi passi dell'avventura politica dell'allora sindaco di Firenze. E nel consiglio di amministrazione delle Poste c'è anche un'altra conoscenza del premier Renzi, che è riuscita ad arrivare lì anche senza finanziare la sua fondazione o partecipare alle varie primarie. Si tratta di Elisabetta Fabbri, che ha conosciuto Renzi e lavorato a lungo con lui dopo che fu nominata da Sandro Bondi commissario agli Uffizi di Firenze. Alla presidenza di Terna, il gestore della rete elettrica, arriva Katia Bastioli, già manager di Novamont, ma anche assidua frequentatrice e oratrice nel 2011 delle convention alla Leopolda organizzate dalla Fondazione Big Bang di Renzi. Oltre ai renzini, poi, nota ancora Franco Bechis sul Libero, c'è tutto quello che garantiva la Prima Repubblica quando ci si preparava al momento magico delle nomine di Stato, una bella lottizzazione e un'infornata di ex politici di ogni provenienza, dalla dalemiana, ma anche tremontiana, Marta Dassù, consiglio di amministrazione di Finmeccanica, all'ex portavoce e deputato di Pier Ferdinando Casini, Roberto Rao, nominato nel consiglio di amministrazione delle Poste Italiane, fino allo stesso presidente delle Poste Italiane che è Luisa Todini, già europarlamentare di Forza Italia. Nel consiglio di amministrazione dell'Enel c'è stato spazio anche per Andrea Gemma, avvocato siciliano molto vicino ad Angelino Alfano. Dopo questa maxi lottizzazione, per cui avrebbero provato invidia vecchi democristiani alla Andreotti e alla De Mita, scrive Franco Bechis, Renzi ha messo un tocco di rosa sui nuovi vertici delle società di Stato. Avrebbe voluto avere un amministratore delegato in gonnella, ma l'unica donna vera candidata esaminata, la manager della CIR Espresso, gruppo De Benedetti, Monica Mondardini, ha rifiutato la guida delle Poste Italiane, la guida operativa, la carica di amministratore delegato che Renzi le ha offerto. All'Enel avrebbe detto di sì, ma ormai lì i giochi erano fatti. Patrizia Grieco, ex presidente di Olivetti e consigliere di Fiat Industrial alla presidenza dell'Enel, e Francesco Starace, l'uomo delle energie rinnovabili del gruppo, amministratore delegato. All'Eni arriva alla presidenza l'ex numero 1 di Confindustria Emma Marcegaglia, amministratore delegato l'interno scaroniano Claudio Descalzi. La casella della Marcegaglia, scrive su Libero Franco Bechis, è stata quella che ha fatto traballare fino all'ultimo il pacchetto complessivo di nomine. Dopo aver finto di utilizzare per trovare i nomi di due società di cacciatori di teste, la Spencer Stuart Italia e la Korn Ferry International, già incaricate dall'ex ministro Saccomanni durante il governo Letta, dopo aver finto dunque di utilizzare per trovare i nomi dei nominabili e dei nominati poi alla fine queste due società di cacciatori di teste, dopo aver chiamato perfino una terza società, la Key Two People, proposta da Graziano Del Rio, che già l'aveva utilizzata all'Anci, la tavola è stata imbandita per amici e amichetti del cerchio magico del Premier. Sul nome di Emma Marcegaglia si è rischiato però un inciampo, racconta Bechis. Il fratello di Emma Marcegaglia era infatti incappato in una storiaccia di tangenti dove era coinvolta Eni Power. Si è verificato che lei non c'entrava nulla, ogni timore è svanito e la signora Marcegaglia è stata nominata presidente appunto dell'Eni. Alle Poste, oltre alla Todini, è stato nominato Francesco Caio, ricompensato per avere lavorato gratis all'agenda digitale oltre un anno a Palazzo Chigi. Il colpo a sorpresa in Finmeccanica, sia per la riconferma di un manager, il potente De Gennaro, capo della polizia e dei servizi segreti alla presidenza, su richiesta del Presidente della Repubblica, la conferma di De Gennaro, ma soprattutto l'arrivo come amministratore delegato di Mauro Moretti, che lascia le Ferrovie dello Stato. Là era stato un mastino, scrive Bechis, aveva sbarrato la strada in ogni modo a Italo, il treno rivale guidato da Diego Della Valle e Luca Cordero di Montezemolo, peraltro due amici di Renzi.
I due oggi di sicuro stappano spumante. Per il Premier sarà inevitabile una coda polemica. Così Franco Bechis su Libero, mentre come dicevamo su Il Fatto Quotidiano è Giorgio Meletti a occuparsi in particolar modo di Emma Marcegaglia e Mauro Moretti. Per Emma Marcegaglia vale la regola Scaroni, scrive Il Fatto Quotidiano, mazzetta e poi poltrona a Leni. Suo fratello Antonio, amministratore delegato dell'azienda di famiglia Marcegaglia, ha patteggiato 11 mesi. L'accusa era aver pagato un manager del gruppo dell'Eni proprio per avere un appalto. All'Eni però c'è finita la sorella di colui che ha pagato la mazzetta, ovvero Emma Marcegaglia. Come rinnovamento non c'è male, scrive Giorgio Meletti sul Fatto Quotidiano. La nomina di Emma Marcegaglia alla presidenza dell'Eni conferma, anzi rafforza, uno dei dogmi della Seconda Repubblica. È la regola dei 6 anni. Ecco come funziona. Il 22 febbraio 96 Paolo Scaroni, allora vicepresidente del gruppo Techint, patteggiò al Tribunale di Milano la pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione con la condizionale per chiudere un processo per corruzione nell'ambito del quale era stato arrestato 2 volte dai PM di Mani Pulite. 6 anni dopo, primavera del 2002, il governo Berlusconi lo nominò amministratore delegato dell'Enel, proprio la società pubblica per i cui appalti Scaroni aveva pagato le mazzette. La volpe a guardia del pollaio, un'ottima strategia anticorruzione perché il prescelto conosce a fondo i meccanismi da contrastare. Emma Marcegaglia da questo punto di vista è competente quasi quanto Scaroni, quasi perché non lei ma suo fratello Antonio, amministratore delegato dell'azienda peraltro di famiglia, ha patteggiato il 28 marzo 2008 11 mesi con la condizionale per corruzione. L'accusa era di aver pagato a Lorenzo Marzocchi, manager di Eni Power, gruppo Eni, una mazzetta da 1.158.000 euro per agevolare l'assegnazione di un importante appalto al quale, parola del reo, l'azienda della famiglia Marcegaglia teneva molto. L'imbarazzante vicenda non ha ostacolato la marcia trionfale di Emma Marcegaglia, comproprietaria del gruppo di famiglia, verso la presidenza di Confindustria. Al contrario, sono scattati anche per casa Marcegaglia i fatidici 6 anni, trascorsi i quali ecco la brillante manager al vertice dell'Eni, l'azienda per i cui appalti la società di famiglia pagava tangenti. Anche qui, come con Scaroni all'Enel, azionista dell'Eni e contribuenti possono dormire sonni tranquilli. Chi pensasse di corrompere qualche dirigente del gruppo petrolifero troverà sulla sua strada l'intransigente e preparatissima ex presidente di Confindustria Emma Marcegaglia. Nel curriculum di Emma Marcegaglia, 48 anni, quello scattato ieri è il primo incarico manageriale significativo. Nell'azienda di famiglia che produce tubi d'acciaio, Marcegaglia si è sempre occupata in prevalenza delle attività collaterali, il turismo per esempio con la società Albarella o le energie rinnovabili. L'attività principale di Emma Marcegaglia è sempre stata quella in Confindustria, dove è stata per 4 anni presidente dei giovani industriali. Nel 2008 prima presidente donna di Confindustria. Anche negli anni al vertice di Confindustria il suo curriculum è segnato da vicende imbarazzanti come le inchieste sui fondi neri e conti esteri della sua famiglia. Nel 2011, in una puntata di Report, la giornalista Giovanna Boursier, che ieri ha fatto un bellissimo servizio su Rizzoli, Corriere della Sera per inciso, ha riferito a proposito della Marcegaglia SPA che tra il 1994 e il 2004 negli acquisti di materie prime avrebbe interposto società offshore creando fondi neri su 17 conti esteri intestati a Steno Marcegaglia e ai figli Antonio e Emma Marcegaglia, la neopresidente dell'Eni. A maggio la parte che riguarda l'evasione fiscale viene archiviata perché i capitali sono stati condonati e scudati. E infine la vicenda dell'isola della Maddalena in Sardegna. All'indomani del terremoto dell'Aquila il governo Berlusconi sposta nel capoluogo abruzzese i lavori del G8 e le strutture appositamente realizzate alla Maddalena restano inutilizzate. Il capo della protezione civile Bertolaso le affitta a Emma Marcegaglia per 31 milioni di euro in 40 anni, una cifra talmente esigua da provocare anche l'intervento della Corte dei Conti, che ha contestato a Bertolaso e al suo staff un danno erariale di 26 milioni di euro. Insomma, la più grande strategica azienda pubblica italiana, l'Eni, è nelle mani sicure della presidente Emma Marcegaglia.
L'altro ritratto di Giorgio Meletti è quello invece di Mauro Moretti. 3 settimane fa, come ricordano tutti, Moretti si era infuriato per l'annuncio renziano di severi tagli agli stipendi dei manager pubblici e aveva minacciato di andarsene all'estero se i suoi 873.000 euro all'anno fossero stati ricondotti sotto la quota dei 300.000, in quella fascia dove staziona l'emolumento del Presidente della Repubblica, che in verità è di 239.000 euro. Matteo Renzi aveva commentato: Moretti capirà, se ne farà una ragione. Ieri sera abbiamo capito tutti, scrive Meletti. Con la nomina ad amministratore delegato di Finmeccanica, Mauro Moretti andrà a guadagnare molto più che alle Ferrovie dello Stato, molto più che i suoi 873.000 euro attuali. Se verrà applicata la riduzione del 25% di cui si parla al Ministero del Tesoro, si partirà da 1.200.000 euro portato a casa per il 2013 dall'uscente Alessandro Pansa. La brutta figura fatta da Moretti sulla questione dello stipendio, scrive ancora Giorgio Meletti sul Fatto Quotidiano, non è da attribuirsi tanto e solo ad avidità, quanto al carattere impulsivo, lo stesso che ha fatto di lui l'idolo in negativo della città di Viareggio, ancora ferita dal tragico incidente che costò 5 anni fa la vita a 33 persone. Dipendente delle Ferrovie dello Stato dal 1978, Moretti è diventato nel 2006 il numero 1 meno pagato nella storia recente dell'azienda delle Ferrovie dello Stato. Il suo predecessore, Elio Catania, guadagnava più del doppio e prima di lui Giancarlo Cimoli ha incassato stipendi e buonuscite milionarie, non giustificate dai risultati. I due presidenti che hanno affiancato Moretti negli 8 anni al vertice, prima Innocenzo Cipolletta e adesso Lamberto Cardia, guadagnavano pochi euro meno di lui, anche se la carica di presidente è assolutamente inutile. In Finmeccanica Moretti sarà il manager più low cost degli ultimi anni, intorno al 1 milione di euro. Saranno dunque ben altri i banchi di prova per questo ingegnere elettrotecnico sessantenne che dopo una vita tra i binari va a guidare un gruppo, Finmeccanica, che ha appena deciso di disfarsi della tecnologia ferroviaria, i treni di Ansaldo Breda e il segnalamento di Ansaldo STS, per concentrarsi invece sul settore militare. Dai treni in semimonopolio al duro mercato internazionale degli armamenti, il passaggio non è semplice. Dalle liti con i comitati dei pendolari e gli assessori regionali alle trattative con i ministri della guerra dei paesi emergenti, il salto potrebbe essere complicato. Il principale ostacolo sulla strada di Moretti è la rabbia dei dipendenti e del popolo Finmeccanica. Alessandro Pansa, salito al vertice un anno fa dopo l'arresto dell'amministratore delegato Giuseppe Orsi, nel tentativo di proteggere la sua poltrona ha trascurato di lavorare su una soluzione interna. Così, mentre Eni ed Enel vengono decapitate ma vedono la promozione di 2 manager cresciuti in casa, Finmeccanica subisce una specie di commissariamento attraverso Moretti, un manager esterno che non ha mai guidato un'azienda quotata in borsa e soprattutto così complessa. Finmeccanica è in crisi, uno sciame sismico di scandali l'ha scossa profondamente negli ultimi 4 anni, provocando instabilità al vertice e un peggioramento delle performance industriali. Sono crollati i margini di profitto e il portafoglio ordini. Lo scandalo indiano ha profondamente vulnerato le capacità di penetrazione di Finmeccanica nel difficile mercato degli armamenti. In un contesto così difficile, Moretti ha 2 carte da giocare. La prima è l'ombrello protettivo della politica, voluto in quel posto da Renzi, ma soprattutto, a quanto pare, da Giorgio Napolitano, con il quale Moretti ha condiviso in tempi non sospetti la militanza nella corrente cosiddetta migliorista del Partito Comunista. Il manager riminese non paga pegno come tanti manager pubblici del passato per essere stato nominato in quota di qualcuno o a dispetto di qualcun altro. Insomma, ha una protezione solida al Quirinale Moretti. E questo naturalmente spiega anche come mai si è potuto permettere di sbeffeggiare Renzi sulla questione del suo stipendio poco fa, per esserne poi ricompensato con questa nomina alla presidenza di Finmeccanica. Così abbiamo fatto un quadretto, peraltro parziale, sui Renzini e su Emma Marcegaglia e Mauro Moretti. E anche qui traspare in controluce, o traluce che dir si voglia, il ruolo del Quirinale, cioè di Sua Maestà, anche in questa tornata di nomine.
cresciuto nelle montagne del Bresciano, con l'accusa di aver creato il gruppo Sharia 4. Viene assolto, poco dopo la sentenza si trasferisce in Siria, dove entra nei ranghi dello Stato islamico dell'Iraq e del Levante, una delle formazioni jihadiste più sanguinose e meglio organizzate. Proprio in Siria, nello stesso mese di giugno del 2013, viene ucciso Ibrahim Giuliano del Nevo, un genovese convertito all'Islam, che parla della sua terra natale come il Liguristan e muore armi in mano fra i ribelli islamici che si battono contro il regime di Bashar al-Assad. Sebbene questi casi di jihadisti autoctoni italiani siano meno delle centinaia registrati in Francia, Germania, Paesi Bassi e Gran Bretagna, dove l'immigrazione musulmana è iniziata 20 anni prima rispetto all'Italia, le pagine firmate da Lorenzo Vidino di questo rapporto Jihadismo autoctono in Italia, che viene presentato oggi in Parlamento, descrivono questi jihadisti con una dovizia di dettagli tesi a lanciare l'allarme sulla possibilità che il fenomeno si sviluppi in maniera simile a quella appunto di altri paesi come Francia, Germania, Gran Bretagna e Paesi Bassi. Se i volontari italiani in Siria sono stati 10 o 15 rispetto agli almeno 400 francesi, significa che da noi si affaccia comunque lo stesso pericolo. A suggerirlo è l'indagine intitolata Niria, che porta all'arresto di Jarmoun, in Italia dall'età di 6 anni, residente a Niardo in Val Camonica, un arresto che svela l'estensione delle attività online che si ispirano al trattato di Anwar al-Awlaki, ex leader di Al-Qaeda in Yemen, sui 44 modi per sostenere la jihad, adoperando in gran parte le chat su internet. Anas El Jaboubi, in Italia dall'età di 7 anni, ha in comune con Jarmoun i natali in Marocco, la passione per internet e i manuali di questo teorico, leader di Al-Qaeda, al-Awlaki, teorizzatore dei 44 modi per sostenere la guerra santa. In più non fa mistero della volontà di andare, ove possibile, per battersi con le armi. Si fa fotografare con la tunica, il tricolore e la shahada, professione di fede islamica, e si addestra in montagna, puntando a moltiplicare la street dawa, cioè il proselitismo islamico per strada. È l'approccio che lo porta ad Aleppo, in Siria, dove afferma di sentirsi libero di correre come una rondine in cielo. Riesce ad arrivare in trincea contro Bashar al-Assad, il presidente siriano, grazie a un network slavo-albanese che opera fra Italia, Balcani e Medio Oriente. Finisce nei ranghi dell'ISIS, un gruppo jihadista ribelle simile a quello nel quale milita e cade il genovese Giuliano Ibrahim del Nevo. Nato a Genova nell'89, cresciuto in uno dei quartieri più multietnici della penisola, dove è un compagno di classe marocchino a fargli conoscere l'Islam. Del Nevo, assieme a un altro convertito, crea un piccolo nucleo di attivisti che si sentono protagonisti del Liguristan, come chiamano la loro terra natale, fino alla scelta di partire per la Siria. Casi come quelli di Jarmoun, El Aboubi e Del Nevo indicano che un jihadismo autoctono, scrive Lorenzo Vidino in questo rapporto oggi presentato al Parlamento, il jihadismo autoctono è arrivato in Italia con caratteristiche simili a quelle di altri paesi europei. Non sono episodi isolati, ma la punta di un iceberg sullo sfondo di un jihadismo di network tradizionali basati in gran parte in Lombardia, ma anche in Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Campania. I tunisini di Ansar al-Sharia sono fra i meglio organizzati. Poi rientrano anche i reduci e c'è il rischio di escalation. Secondo i servizi segreti italiani, ora questi reduci sono professionisti della guerra e sono tornati anche e tornano in Italia. Così dicono i servizi segreti.
E avevamo ascoltato Pastel di Errol Garner, grazie a Gabriella Monti che mi ha fatto avere queste registrazioni, un CD di questo fantastico pianista che peraltro non sapeva neanche leggere la musica, andava completamente a orecchio, cioè nonostante ha creato un pezzo che credo molti ricordino, Misty, che è diventato anche uno standard di tutte le epoche ormai, creato nel corso del secolo scorso e diventato appunto uno dei pezzi più famosi del jazz. Comunque, torniamo brevemente alle nomine nelle società pubbliche con una tabellina a pagina 4 su Repubblica che sintetizza i bonus e le buone uscite milionarie ai vari Scaroni, Conti, Cattaneo, gli ex capi azienda che se ne escono con un trucchetto, lo chiama così Repubblica, che li farà più ricchi. Scaroni, Conti, Cattaneo proseguiranno probabilmente la loro carriera altrove, ma lo faranno con una ricca buona uscita, oltre 16 milioni di euro complessivamente, in aggiunta ai più di 70 milioni accumulati in 9 anni alla guida dei tre colossi dell'energia, Eni, Enel e Terna. Tutti e tre hanno utilizzato un escamotage per raggiungere un generoso paracadute in caso di mancata riconferma. Hanno in pratica aggiunto all'incarico di amministratore delegato, che è stato rinnovato per 3 anni, quello di direttore generale. Per il primo amministratore delegato si prende un compenso stabilito per il lavoro svolto più eventuali bonus, ma senza ulteriori tutele. L'incarico di direttore generale invece è legato al contratto nazionale dei dirigenti e prevede pertanto una buona uscita a compensare il fatto che i manager possano essere licenziati. Una pratica che un tempo era eseguita per dare ai manager la possibilità di incidere il più efficacemente possibile in azienda, ma che non tutti applicano nel privato. Le liquidazioni dei tre, Scaroni, Conti, Cattaneo, non peseranno sui conti del governo, ma sui bilanci delle singole società, che peraltro sono società pubbliche, quindi cambia poco, così come era avvenuto per altre liquidazioni nel decennio scorso che hanno fatto discutere. Il caso di Giancarlo Cimoli, che al momento di lasciare le Ferrovie dello Stato si era visto assegnare 6 milioni di buonuscita, per poi passare in Alitalia, dove 3 anni dopo se n'è andato con altri 3 milioni. Anche per Elio Catania le Ferrovie dello Stato hanno portato in dote a fine mandato 6 milioni e 700 mila euro. Secondo quanto recentemente ricostruito dal settimanale L'Espresso, l'esborso maggiore sarà per l'Eni. Qui in pratica Paolo Scaroni se ne va con il bonus per mancata conferma di 8 milioni e 400 mila euro. E quello di Scaroni è anche il caso più complesso da ricostruire, perché c'è una voce legata alla risoluzione del rapporto di lavoro dirigenziale, 3 milioni e 200 mila euro, a cui si aggiunge la cosiddetta clausola di non concorrenza, che vale altri 2,2 milioni di euro. In sostanza Scaroni si impegna per alcuni anni a non lavorare per i concorrenti dell'Eni e incassa perciò altri 2 milioni e 200 mila euro. Infine c'è una parte variabile di buonuscita legata ai risultati dell'ultimo triennio, calcolati in circa altri 2 milioni e 100 mila euro, nonché 800 mila euro di TFR e contributi previdenziali garantiti ai dirigenti, un conto a cui vanno aggiunti gli stipendi percepiti dal 2005 al 2009 per un totale di 29 milioni di euro per Paolo Scaroni, amministratore delegato dell'Eni, in uscita. Più o meno lo stesso discorso vale per Fulvio Conti. Enel dovrà versare al suo amministratore delegato uscente 2 milioni e 800 mila euro per la buona uscita da direttore generale, 3 milioni e mezzo per la clausola di non concorrenza. Nei suoi 3 mandati alla guida dell'Enel, Conti ha guadagnato, tra compensi e bonus, una cifra complessiva di 25 milioni di euro. C'è poi il caso di Flavio Cattaneo. Nel caso non venisse riconfermato, la buonuscita da direttore generale per il numero 1 della Terna vale per lui 2 annualità della parte fissa della retribuzione, in soldoni 2 milioni e 400 mila euro. La vicenda di Cattaneo è la più singolare, secondo Repubblica, tra i manager dei 3 colossi statali. Al momento della sua nomina nel 2005 lo stipendio era di 250.000 euro. Man mano che la società si è quotata in borsa e ha cominciato a crescere di capitalizzazione, è salito fino a 2.400.000 euro, bonus compresi, come da bilancio 2012. In totale, nei suoi 3 mandati, Cattaneo ha guadagnato poco più di 11 milioni di euro. Così Repubblica sui manager uscenti e le loro
ottime buonuscite, 8 milioni e 4 di buonuscita per Paolo Scaroni, 6 milioni e 4 per Fulvio Conti, 2 milioni e 4 per Cattaneo, Flavio Cattaneo, amministratore delegato di Terna, in uscita anche lui. Infine, sempre su Repubblica, ve lo cito solo così a volo rapido, c'è l'intervista all'ex ministro Giuliano Urbani tra i fondatori di Forza Italia. Forza Italia sta crollando come un cartello di carte. Prima di segnalare ancora qualche lettura utile, però, vi voglio segnalare qualcos'altro di utile. Intanto vi ricordo i siti internet dedicati ai referendum promossi dalla Lega Nord. Il sito internet, anzi, viene a firmare .org. Qui trovate tutti i riferimenti e gli approfondimenti sui 5 quesiti referendari. Quesito referendario per l'abrogazione della legge Merlin, per l'abrogazione della legge Fornero, per lo stop ai concorsi pubblici per gli immigrati, il no alla legge Mancino e l'abolizione delle prefetture. L'abolizione delle prefetture, alla quale ci richiama anche una delle notizie di oggi, l'arresto del prefetto di cui abbiamo parlato prima. Comunque è un legame di cronaca, sia ben chiaro. Qui invece si fa una battaglia politica per abolire questa odiosa figura, che tra l'altro è anche al centro dello smistamento degli immigrati che arrivano in Italia, subito definiti da noi come profughi, andati a recuperare dalla Marina Militare fin quasi ormai sulle coste di partenza e smistati appunto all'insaputa degli enti locali, comuni e regioni. Molto spesso, lo hanno detto gli stessi amministratori locali, nelle diverse zone, soprattutto del nord. Ebbene, il prefetto ha un ruolo fondamentale di cerniera anche in queste operazioni e c'è una proposta di revisione della figura del prefetto, un provvedimento del Ministero dell'Interno, curato dal sottosegretario Bocci del Partito Democratico, che fa dei prefetti praticamente i nuovi veri reucci delle amministrazioni locali. Possono superare con un tratto della loro volontà le volontà dei sindaci e degli amministratori locali. La riforma Bocci, dal nome del sottosegretario che la sta curando, fa dei prefetti i veri domini, diciamo così, i padroni della situazione locale, al di là dei sindaci e degli amministratori locali. Allora, su questo quesito e sugli altri 4, tutti gli approfondimenti sul sito viene a firmare.org, oppure potete chiamare anche al numero 0266 234 234. Un sito chiama l'altro, quindi vi ricordo anche il sito del Basta Euro Tour, bastaeuro.org. Potete scaricare qui il manuale Basta Euro, come uscire dall'incubo, 329.617 in questo momento gli scaricamenti, e rivedere anche gli incontri precedenti del Basta Euro Tour, che prosegue come prossime tappe abbastanza ravvicinate a Treviso giovedì 24 aprile alle ore 20:30 all'Auditorium Cassamarca in Piazza delle Istituzioni 7, e il giorno dopo a Reggio Emilia venerdì 25 aprile alle ore 10 all'Hotel Posta di Piazza del Monte 2 con il segretario della Lega Nord Salvini e il professor Claudio Borghi Aquilini. Il sito dunque è bastaeuro.org, anche questo è di facilissima consultazione. C'è anche il sito claudioborghi.com che documenta le altre apparizioni televisive e i dibattiti ai quali ha partecipato il professor Borghi Aquilini. Questo per quanto riguarda i siti utili di consultazione, tanto sul referendum quanto sulla questione dell'euro, sulla quale ci sono 2 articoli oggi in particolare, anzi un'intervista e un articolo, entrambi su Italia Oggi. Chiedo scusa, sono entrambe interviste. La prima a Diego Fusaro, giovane ricercatore di filosofia all'Università San Raffaele di Milano, e conosciuto anche a parte del pubblico televisivo perché ospite spesso della Gabbia, la trasmissione curata da Gianluigi Paragone sulla 7. Fusaro è molto giovane, classe 1983, 31 anni, torinese dall'eloquio garbato, l'ultimo marxista d'Italia, lo definisce Italia Oggi, in questa intervista che compare a pagina 7, nella quale osserva il giovane ricercatore dell'Università San Raffaele di Milano: sull'Europa c'è un frequente equivoco di natura semantica sulle parole. Chi non vuole questa unione e con queste regole diventa contrario tout court all'Europa. Io mi sento europeista, l'Europa dei popoli fratelli, confederati e democratici, ma questa Europa capovolge tutto, ci racconta favole, per cui tedeschi e greci si relazionano alla pari, ci propina il potere dell'euro e della grande finanza che assolutizza la vittoria del capitale nel 1989.
Cosa successe nell'89? Il capitalismo vittorioso con la caduta del muro ha rimosso con l'euro l'ultima forza che gli resisteva, cioè gli stati nazionali sovrani e il primato della politica sull'economia, primato della politica che è andato a scomparire. Con l'euro, osserva Diego Fusaro, intervistato oggi da Italia Oggi, si è riusciti a spoliticizzare l'economia in modo tale che gli italiani non possono decidere più nulla. Con Mario Monti nel 2011 ne abbiamo avuto la prova, un insediamento diretto dell'economia e della finanza al potere. Questa è l'Europa del capitale, il ricatto del debito pubblico, il fiscal compact, l'austerità e tutto quel che conosciamo. Usare l'euro come moneta unica non funziona, dice ancora Fusaro a Italia Oggi. Siamo realtà differenti e differenziate, non è possibile avere tutti la stessa marcia dall'Italia alla Germania. Siamo l'equivalente della Germania dell'Est del 1990 e con l'euro, come dice il professor Claudio Borghi, è come se avessero messo nello zaino un'incudine e ci avessero detto che ora potevamo correre. Cosa penso di Matteo Renzi? Il rottamatore, dice Fusaro, è l'epilogo della vicenda tragicomica della sinistra che procede come un serpentone. Da Antonio Gramsci siamo passati a Serena Dandini e Massimo D'Alema fino a Renzi. Ha visto cosa è successo a Torino con la casa di Gramsci? L'hanno trasformata in un hotel a 5 stelle. Quanto alla lista Tsipras, la lista che raggruppa movimenti provenienti dalla sinistra, Tsipras è il classico specchietto per le allodole, dice il giovane professor Fusaro, intervistato da Italia Oggi. Tsipras è uno specchietto per le allodole con cui prenderanno in giro gli elettori della sinistra in buona fede. Sono contro l'austerità ma per l'euro, quelli della lista Tsipras. Togliere gli effetti e tenersi la causa. Il peggio, il massimo del tradimento possibile, dice ancora Fusaro. Ma la gente è contro, la gente comune è contro la moneta unica e lo si vedrà. Con docenti come Alberto Bagnai o Borghi Aquilini o Antonio Rinaldi, il professor Fusaro va a fare conferenze in giro per l'Italia. Perché, dice lo stesso Fusaro, si tratta di una resistenza al nazismo eurocratico e su questo si può fare fronte comune, una specie di CLN, di Comitato di Liberazione Nazionale Anti-Euro. Qualcosa di simile, insomma. Ci vuole qualcosa che unifichi anticapitalisti e anti-euro e che punti a restituire sovranità popolare, monetaria e militare. Scommetto che la Lega prenderà un sacco di voti, dice il professor Fusaro, anche se dal mio punto di vista non è la forza giusta. I comunisti, alla Ferrero e Marco Rizzo, anche loro sono contro l'austerità, ma a favore dell'euro. Così Diego Fusaro, giovane ricercatore torinese dell'Università San Raffaele di Milano. L'ultimo marxista, lo definisce Italia Oggi, che poi intervista anche il professor Antonio Maria Rinaldi, sempre nel numero oggi in edicola. Chi ritiene che uscire dall'euro getterebbe l'Italia nel baratro, dice Rinaldi, non tiene conto delle reali condizioni in cui avvenne l'ingresso del nostro paese nella moneta unica. Nei 12 anni successivi il rapporto debito-prodotto interno lordo è aumentato, perché la Banca d'Italia non aveva più la capacità di intervenire sul mercato primario dei titoli. Insomma, il divorzio fra Banca d'Italia e Tesoro è alla radice del male, dice il professor Rinaldi, docente di economia internazionale all'Università di Chieti Pescara, che smonta pezzo per pezzo gli assiomi del manifesto pro-euro a firma di alcuni economisti come Saccomanni, Bini Smaghi e Jean-Paul Fitoussi. Detto per inciso, Jean-Paul Fitoussi è uno che siede in Banca Intesa e in Telecom Italia. Banca Intesa che finanzia Telecom Italia ed è stato protagonista ieri di una memorabilissima intervista di Giovanna Boursier per Report di Milena Gabanelli, è andata in onda su Rai 3. Se non l'avete vista, cercatela sul sito di Report e rivedetevi tutta la puntata, perché veramente è stata una puntata molto interessante quella di ieri, ma soprattutto la performance incredibile, eccezionale, di questo personaggio Jean-Paul Fitoussi, che è anche autorevolissimo, editorialista, commentatore, ospite in televisione, eccetera, eccetera. Fa una figura che non voglio anticiparvi, intervistato da Giovanna Boursier per Report. È tutta da godere quell'intervista lì e da capire soprattutto. Un personaggio fantastico, Fitoussi. Credo che sia una delle performance come intervistato più incredibili della storia. Andatevela a cercare sul sito di Report.
E intanto poi c'è da leggere appunto anche l'intervista al professor Rinaldi oggi su Italia Oggi. Dicevamo che parte proprio da lì, dal manifesto pro euro firmato dall'inarrivabile Fitoussi, Fabrizio Saccomanni, Lorenzo Bini-Smaghi, ex componente del Consiglio di amministrazione della Banca Centrale Europea. I presupposti economici su cui si basa il manifesto pro euro di Fitoussi, Saccomanni, Bini-Smaghi, eccetera, sono radicalmente contestati in questa intervista su Italia Oggi dal professor Rinaldi. Non condivido l'impostazione dei firmatari di quel manifesto che fanno riferimento solo alla questione della svalutazione in caso di ritorno a una moneta nazionale. Il principale effetto di questo ritorno starebbe invece nel riappropriarci delle nostre politiche economiche senza i cosiddetti vincoli esterni. Ci si dimentica poi che nessuno è contro l'Europa, anzi, io ritengo che la mia posizione sia l'unica autenticamente europeista, dice il professor Antonio Maria Rinaldi a Italia Oggi. Il concetto dei padri fondatori dell'Europa va conservato, ma considero l'aggregazione monetaria come primo elemento di disgregazione dell'Europa stessa. L'impostazione dell'euro può essere riformata? Il modello economico su cui si basa la moneta unica non è modificabile, dice Rinaldi. Il mandato fondamentale della Banca Centrale Europea è la stabilità dei prezzi. Senza intervenire a questo livello è impossibile modificare la costruzione del modello economico europeo. Pensare a una riforma dell'euro senza cambiare tutto questo è come avere una macchina che funziona a benzina e pretendere di farla andare a diesel. Perché ciò avvenga occorre cambiare tutta la macchina. I pro euro sottolineano che l'ingresso nella moneta unica fu deciso dal Parlamento italiano a grande maggioranza. Il Parlamento ha ratificato il Trattato di Maastricht, obietta Rinaldi, ma non c'è stato alcun coinvolgimento dell'opinione pubblica ed è totalmente mancato un dibattito. Maastricht è stato ratificato in ultimo dal Senato nel settembre del 92, 3 giorni dopo il discorso di Amato a reti unificate e un'estate di speculazione sulla lira. I mercati avevano perfettamente intuito che l'Italia non avrebbe mai potuto rispettare i parametri di Maastricht. Quanto al fatto di tornare alla lira e il pericolo della lievitazione del debito pubblico, il debito italiano è già alto, dice Rinaldi, ma dobbiamo comprendere le vere ragioni per cui ha aumentato. Il peccato originale, secondo il professor Rinaldi, è stato il divorzio, la separazione tra Banca d'Italia e Ministero del Tesoro. In seguito a questa separazione, Banca d'Italia non ebbe più l'obbligo di intervenire sul mercato primario, il mercato anche dei titoli di Stato. I tassi sono stati lasciati al mercato con aste competitive, i cui effetti sono stati deleteri per l'aumento dei tassi di interesse stessi. In 12 anni il rapporto debito-PIL è aumentato per effetto dell'aumento dei tassi di interesse. L'euro è una moneta che condiziona l'economia reale, osserva ancora Rinaldi, mentre nel resto del mondo è l'economia reale che plasma la moneta di riferimento. Questo è il motivo principale per cui l'euro non può funzionare. L'Europa è composta da 28 paesi, di cui solo 18 adottano la moneta unica. Per gli altri vige la deroga prevista dal Trattato di Lisbona. L'Italia dunque dovrebbe fare come Polonia e Regno Unito, appartenere all'Unione Europea e rimanere fuori dall'euro? In questo momento, osserva Rinaldi, chi ha le migliori prospettive di crescita e di occupazione sono proprio quelli che non adottano l'euro, ma hanno i vantaggi del mercato comune europeo. Basti vedere cosa è riuscita a fare la Polonia negli ultimi anni, pur svalutando la sua moneta del 25-30%. Occorre fare delle scelte, conclude Rinaldi, e noi sappiamo benissimo che per la stabilità dei prezzi in Europa stiamo sacrificando l'occupazione. Bene, non facciamo in tempo a leggere il commento, ma ve lo consiglio, di Riccardo Ruggeri su Italia Oggi a proposito di Berlusconi, un commento molto lucido e anche molto fuori dal coro sul fatto che Berlusconi aveva l'ossessione dei comunisti, ed era vero, quelli comunisti lo erano, ma i suoi principali nemici, sostiene Ruggeri, sono stati i suoi compari, fra virgolette, ma in nulla simili a lui, industriali e banchieri, che si fingevano di sinistra solo per fare più soldi. Berlusconi ha avuto una condanna, per carità, giusta, dice Ruggeri, per frode fiscale, reato grave, ma la frode di Berlusconi riguardava noccioline, milioni di euro. Quella degli altri suoi colleghi industriali e banchieri riguardava invece miliardi, eppure loro erano stimati, rispettati e lo sono tuttora, alcuni addirittura mitizzati.
Berlusconi se l'è presa con i comunisti, i veri farabutti sono i suoi colleghi industriali e banchieri, che fingevano di essere di sinistra solo per fare più soldi, scrive Riccardo Ruggeri su Italia Oggi. Con ciò noi ci salutiamo ancora nel segno di Vivaldi, il concerto numero 5 dai Concerti di Parigi in Do maggiore. Buon ascolto e buon pomeriggio a tutti da Giulio Cainarca.